Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora ragazzi, punto della situazione, siamo in divisione 8, la divisione 9 me la sono voluta fare da solo, così un attimo per prendere familiarità col gioco. E insomma le cose non sono andate benissimo, nel senso ci siamo passati, però colpa anche di che mi ha crashato il gioco l'ultima partita, potevo vincere il trofeo della stagione della divisione 9 e invece non l'ho vinto, ma va bene, pazienza. Adesso siamo in divisione 8 con 10 punti, 2 punti dalla promozione e 5 punti dal trofeo. Abbiamo cambiato un po' le rose, vediamole. Ecco, questa è la Serie A, modificata con Diego Lopez, Castan, De Rossi, Biabiani, Elsha, Gervinho, Ibarbo, Iturbe, che ragazzi questo attacco è devastante. L'ho giocato da 2 volte, devo farli riposare. E siamo con la Premier League che ho levato Rooney, chiaramente per farmi su soldi, ho preso Jovetic che non è male e Dembélé al posto di Lampard che onestamente ormai è vecchiaccio, insomma è abbastanza scarso. Però devo un po' modificarla ancora la Premier perché comunque ho più difficoltà con la Premier che con la Serie A. Adesso andiamo, vediamo di fare 2 partite e sperare di portare a casa la promozione e il trofeo. Vai Fio, siamo contro il Bongo Tea. Ma questo cosa c'ha? Una liga bella. Una bella liga questa con Cerci, Falso 9, Rakitic, un po' di bella gente. Ok, vai. Al Camp Nou. In caso di vittoria oggi potranno festeggiare in anticipo. Vai la Santi promozione. Casorla. El Santi. Ci sono metri a disposizione. El Santi, mamma mia. Sarebbe stato un gol fantastico. La stavo portando a casa, Fie. Ha sfiorato una rete pazzesca, rimane comunque la prodezza per una grande conclusione della distanza. Dai che siamo partiti bene, Beppe. Siamo partiti bene, Beppe. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Merda. Susaheta. Cerci. Jovetic. Bravo Yo-Yo. Diaby, l'anello super debole, attenzione, Sterling, l'anello velocissimo invece. Sterling fuori. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato. Porca comprensibile. Dai Fioi, Paulinho. Jovetic. Paulinho, adesso ragazzi chiaramente devo cambiare. E anteprima visto che ho giocatori nuovi. Jovetic! Non trattiene, occhio alla possibilità. Paulinho. Non ci credo. Questa è la mia sfiga, ragazzi. Buona la trama, ha spazio, prova. Questa è la mia sfiga, palo interno, linea fuori. Perché l'anteprima che ho messo su questi video è praticamente con i 4 giocatori più significativi delle mie 2 squadre, 2 e 2, quelli che mi piacciono di più, diciamo. Merda. Merda, no, Cerci, no, Cerci. Fuori gioco. No, gol, ma va a cagare. Sono passati in svantaggio con questa rete. Se la partita incredibile, al primo tiro. Si profilerebbe davvero un dramma sportivo. Sfumerebbe il sogno promozione. Cercherei di al primo tiro, bene. lasciarsi andare l'ultima cosa di cui hanno bisogno se vogliono recuperare il risultato, sperare ancora nella promozione. Non ci credo, guarda che culo di merda, guarda che culo. Proprio là gli è arrivato. Gol per l'attaccante che è stato bravo ad avventarsi per primo sul pallone. Beh, con la Premier faccio molta fatica a vincere in sto periodo a Casorla. Casorla, il fallaccio, dammi l'espulsione. Fallo sciocco che concede una posizione davvero invitante. Ah, peccato. La decisione dell'arbitro non Mamma sembra mia che nessuna. inizio scoppiettante. Evidente. Murato dalla Che sfiga. Niente, anche la traversa adesso. Palo. 3 pali, no ragazzi, cioè, pazzesco. Pazzesco. Ha spazio per tirare. Jovetic. Yo-Yo. Grande Yo-Yo. Prova ad andare. Bel tiro di Yo-Yo. Comodo per il portiere. Dai, che la mettiamo. Dembélé. Ecco il tiro. E vaffanculo che c'è il gol. Mancano poche partite. Bravo. Un gol importante, un pareggio che li tiene in corsa sul treno verso l'obiettivo. Bravo Dembe.
hanno recuperato lo svantaggio e chissà che ora non possano Non un po' fortunato. Ah, per poco, io. Vai Diaby. Diaby ragazzi fa il numero. Diaby fa il numero. Traverso scena la quarta. Gol. Finisce in gol. Con questa rete passano a condurre. Una vittoria oggi sarebbe fondamentale per la loro corsa. Grande Paulinho. Ma cosa ha fatto Diaby ragazzi? Già vinto, sarebbe un errore madornale. Guarda che ting. Dunque col gol del vantaggio che può pesare tantissimo. Vediamo ora se gli avversari sapranno reagire. Tenimo duro, Fio, tenimo duro. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. Sembrava che il risultato di parità fosse quello con il quale... Dai ragazzi. Cerci. Ottimo passaggio. Oh, Prova in porta. non ci credo. Questa rete non ci voleva, sono a ridosso della zona promozione, hanno bisogno assoluto. Non di ci punti in queste credo. ultime 2 gare. tiri, 2 gol ha fatto questo porco figlio di puttana. Incredibile, proprio un porco, sei una merda di uomo. Guarda, 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 guarda. Incredibile. Incredibile, che beffa. Vai. Sterling. 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 E Sterling se ne va. Sterling se ne va. Prova la botta. Ma dai, però non puoi farti tiri di merda. Portierone. Pallone Bravo. tranquillamente. No, non può dargli rigore. Calcio di rigore che sembra indiscutibile. No. Pazzesco. Che furto sta partita. Un furto ragazzi. La palla piena ho preso, ma dai. Incredibile. Rischio anche la promozione, vai. Vaffanculo, figlio di puttana. 3 tiri, 3 gol su rigore inesistente. È vergognoso, vergognosa questa partita. Vergognosa. Vergognosa. Grande freddezza. Montoya. Purtroppo non è mia la palla, però. Vai. Sconfitta che fa male perché è proprio immeritatissima. Ha giocato benissimo. 4 legni, 1000 azioni da gol. Però questo è il calcio, signore. Va a cagare. Era per farla Appiglia cagare. bene il pallone. Dos Santos. Riconquista il pallone. Bravi. Vai Barbotto. Vai Barbo. Barbo si invola. Barbo si invola per l'ennesima volta. Barbo. Splendida rete. Grande Iba. Davvero ideale, possono gestire il risultato e ottenere l'obiettivo promozione. A volte è sufficiente un gol solo per vincere. Grandi Barbo. Al posto loro non mi fiderei troppo. Hanno saputo concretizzare le numerose occasioni da gol con questa rete. Non ho ancora visto le statistiche. Vai Nango. Mamma mia, cosa mi sono mangiato? Spero non mi possa costare caro. Vai Barbo. Vai Barbo, chiudiamola adesso. Comunque facciamo il gol. E il 2-0 adesso. E il pallone finisce in gol. Santi Barbo. Importante per stare in zona promozione. Fin qui ci stanno riuscendo alla grande. Non si arrendono. Grande Victor. Promozione a tutti i costi. Partita davvero a senso unico, un verdetto chiarissimo. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Si gioca meglio con la serie che sulla carta è più scarsa, non ci credo. Cerci. Vai Turbe che mette il turbo. I Turbe! Cosa avevo fatto? Non ci credo. Mi ho preso il palo. Vai. Pepe. Dos Santos. Bravo Biabia. Ora il Biabia. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. E ancora il muro cubendiano. Rotola via. I Barbo! Entra in rete. Gol! 3-0. Ancora Iba. Ennesimo gol subito oggi. Il portiere non è riuscito a dare minimamente Ancora gol sicurezza. dell'Iba. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. E ancora Iba, e ancora Iba, e ancora Iba. A disposizione. Fuori. Ecco il tiro. Adesso esce. Eccolo là. Eccolo là.
e godo. Raga, siamo promossi in divisione 7, molto bene. Siamo in divisione 7, adesso l'obiettivo è cercare di in 3 partite fare 2 punti. Possiamo farcela. Dai raga, un saluto al commendatore veneziano, ci ribecchiamo in divisione 7. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.